Buonasera a tutti e ben con Gnovis. Si è concluduti poi per le elezioni politiche di quest'anno, che ha veduto il dominio assoluto di Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, che si invia ieri la prima presidente del Consiglio Femmine de Storie d'Italia. 12 sets tra Senato e Camere di assegnare Friuli Vignesi e Giulie. 5 dai 12 posti sono l'ASA Fratelli d'Italia, 4 è Lega, 2 al PD. L'ultimo posto disponibile in bilancio fino all'ultima relata al terzo polo. Nessuno in regione al movimento 5 Stelle. Tra i sicuri di SLS, Luca Ciriani di Fratelli d'Italia l'ha conquistato il posto dall'uninominale al Senato, così che per chiamare hanno trionfato Vania Gava, Massimiliano Panizzuto e Walter Rizzetto, sicuri al posto, anche Francesca Tubetti di Fratelli d'Italia al Senato e Tatiana Roiz dal PD. È positivo che il risultato delle elezioni garantisce al Paese un governo stabile, di lui il presidente di Confindustria regionale Gianpietro Benedetti, che però ha le domande che per i ministeri più importanti il nuovo governo decide sulla base delle competenze. La situazione è impegnativa, alla ditta Benedetti, e in tagli ultimi signs non si è sostenuto il FA e il FA imprese, che di fatto sono buone parte dal PIL e a lei il PIL, che al sostiene un benestare sociale, l'ha concluduto il presidente del gruppo Danieli. E il risultato sotto dei spietti di Lega e PD al Poesdome che crea crepaduri sintesi organizzazioni regionali in vista delle elezioni di mai. In tale centro-sinistra di più parze si domanda una riflessione sulla leadership, alle necessarie da sia dunque affrontare al miglior le elezioni regionali, sarà detta Franco Jacob, già presidente del Consiglio e consigliere regionale attuale. Necessario un processo di coesione condividuta, la domandata Salvatore Spitaleri, già segretario regionale dal PD, per ciò che riguarda la Lega, invece, il segretario Salvini alla sclarita di essi deluduzzi dal risultato, ma che non si dimetterà. Dopo di misdire è stato organizzato un incontro tra i presidenti delle regioni Veneto, Lombardia e Friuli Vignesi e Giulia per discutere dal futuro. Molti in pagina aveva abusato sessualmente di una femmina di 31 anni in un magazzino di San Vito dal Tilimente perché un uomo, sempre di 31 anni, marocchino, è stato arrestato dai carabinieri di Chiasarse dopo che i militari hanno ricostruito la dinamica dell'aggressione. L'uomo, di fatto, dopo la violenza, è stato individuato da telecamere di controllo presenti in te zone e è stato riconosciuto. L'aggressore, senza documenti di permanenza, è stato portato in prigione di Gurizia in spiete di giudizi. Un uomo di Udine di 34 anni è stato condannato a 2 anni e 10 mesi di reclusione per rubarie in abitazione. È stato chiamato di ignoto dal 2 di settembre, intanto che all'iere da ora slontanate rimesse di un'abitazione con una bicicletta di 270 euro risultate rubate. Delle investigazioni fatte dalle polizie alle risultate che stesse ignote era già entrata in rimesse condominiali di un'altra chiesa di Dulà che aveva portato via una bicicletta di valore di più di 500 euro. Dos sciodis anziani di Udine si sono perduti di lunghe strade delle città in 2 episodi che sono stati seguiti dalle polizie di Stato. In tal primo caso, una femmina di 85 anni che si era perduta intanto che camminava e ha domandato aiuto a una giovane che a sua volta ha chiamato aiutori. I poliziotti hanno accompagnato la femmina a chiesa e dove l'aspettavano i parenti e preoccupati. Dopo Miegegnotti invece il secondo caso, con una serie di 80 anni che camminava sotto le ploie, senza più visarsi dove che ieri dirette. In che scasce, gli aziende le hanno accompagnate in strutture per anziani, dove che ieri sta e di dove che si era poco in prima slontanate. La protezione civile regionale, partita di Palme, è già al lavoro in Tesmarchis per portare aiutori alle popolazioni colpite da alluvione che ha causato plui di vittime. I volontari, un'ottantina, si chiamano in te zone di Ostra per netali stradis dal Pantan, intanto che si erano chiamati i vertici di protezione civile locale per fare il ponte sulle attività dei dischi a Vegnin. La missione che ha portato in Tesmarchi su una trentina di mies e 60 uomini, durerà una settimana. E per usgnota le dutte, Gnovi saltò le domande sempre a stesse ore. Mandi e buone serate di Viodisi.